L'erba del vicino è sempre più verde, recita il vecchio adagio. Quella del sindaco deve esserlo ancora di più, visto quello che è successo a Sant'Urbano, dove i soliti ignoti si sono portati via letteralmente un tappeto erboso dal parco della frazione di Camorosini. È successo nelle scorse ore, quando i ladri hanno ben pensato di sollevare qualche millimetro di zolla con tanto d'erba e di portarselo via, lasciando un rettangolo di qualche metro quadrato di nuda terra. A darne notizia e a commentare l'accaduto, che ha veramente dell'incredibile, è il primo cittadino di Sant'Urbano, Dionisio Fiocco. Sono basito rispetto a quello che è successo. In tanti anni da sindaco veramente una situazione del genere così incredibile non mi era mai successa. Considerate che sono 18 anni che sono qua, per cui veramente... Poi è paradossale perché è un furto di erba che tra l'altro, volendo un po' estendere un concetto dal punto di vista giuridico, si configura come, potrebbe configurare come peculato, visto che l'erba in questo caso, trattandosi di un parchetto pubblico, di un giardinetto per bambini, l'erba è pubblica, per cui forse anche quel signore o quel soggetto che si è permesso di fare una cosa del genere non si rende conto effettivamente di quello che ha fatto. Comunque non c'è limite ormai, non c'è più nessun limite.